Allora, com'è l'emozione prima di entrare per i tuoi esami, questi esami un po' particolari? Beh, un po' angosciosa adesso, sono molto emozionata e anche agitata, ma sì, speriamo tutto bene. Sì, molta, sono un po' in ansia, però dai, spero che vada tutto bene. Tutti i miei coetanei prima hanno detto che è andata bene, quindi spero che anche a me vada bene. In realtà non sappiamo nemmeno cosa aspettarci, quindi un po' così, diverso da sempre. E sì, l'agitazione secondo me è su questo, perché è diverso e tutto deciso un po' all'ultimo. Bene, dai, un po' di ansia, però poi è stato, abbastanza tranquillo. Eh sì, un po' di ansia, sì, però dai, speriamo vada bene. Sì, forse un esame tradizionale anche per il prima, perché comunque sei a scuola, lo vivi insieme ai tuoi compagni, è tutta un'altra emozione rispetto a viverlo a casa e arrivare qui all'improvviso dopo 3 mesi che non vedi la scuola. Quindi sì, sarebbe stato molto più bello sicuramente. Sì, è andata tutto bene e i professori comunque ti mettono a tuo agio, quindi non è andata male. Bene, non me l'aspettavo, alla fine non è impossibile, insomma. È andato bene, mi aspettavo qualcosa di più difficile visto il periodo, però comunque si sono dimostrati tutti veramente disponibili e gentili e adesso come futuro prossimo penso intraprenderò un percorso che è inerente al liceo classico che ho fatto in questi 5 anni e quindi una facoltà umanistica in lettere, però comunque non abbandonando il percorso artistico che mi è sempre piaciuto in questi anni. Bene, pensavo peggio, è andata bene. Sono molto teso perché appunto, come hai detto, è diverso e sono anche teso perché non so, cioè mi sembrano tante cose appunto da fare, quindi tante prove da superare e appunto è molta la tensione. Abbastanza, dai, un po' di ansia c'è sempre, però speriamo vada tutto bene. Cosa ti spaventa di più? In realtà l'argomento pluridisciplinare, perché spero mi capiti qualcosa di cui riuscirò a parlare, perché spero quindi di non fare brutta figura, che non mi capiti qualcosa che mi metta in difficoltà. È meglio del previsto, dai. Cosa ti ha fatto più paura quando eri lì? I professori. No, vabbè, no, dai. La matematica, sì, mi hanno fatto domande di matematica, non mi aspettavo. E la disposizione, che era un po' particolare quest'anno? Beh, in realtà si aveva una bella vista di tutti, quindi è andata bene, insomma, quello. Molto bene, sì. Qual è stata la materia che ti ha messo più in difficoltà e quella invece un po' più comoda? Allora, la materia che mi ha messo più in difficoltà è stata chimica, quella che insomma è andata meglio italiano. E adesso sei libera? Adesso sono libera, sì. Cosa fai, festeggi? Certo, sì. Sì. Sì, l'ho realizzata durante il periodo di quarantena come progetto di maturità. Alla fine non potrò portarla, la porterò solamente come esempio, però mi piaceva farla vedere ai professori. Sì, sono abbastanza agitata in realtà. E sì, speriamo bene, insomma ho studiato, quindi speriamo per il meglio. Sì, dai, diciamo che un po' di ansia c'è sempre, perché comunque anche se è stato modificato tutto l'esame e quindi bene o male non ci sa cosa aspettarci, però dai, bene o male sono ottimista, quindi dai, ce la faremo. Questo è un progetto di domotica basato su esperienze personali per controllo di una casa domotica attraverso esperienze acquisite nel corso dei 3 anni durante lo svolgimento anche di alternanze scuola-lavoro e mi ha permesso di scegliere anche futuri percorsi universitari e future scelte da attuare. Questo permette di controllare appunto casa attraverso esperienze acquisite e un facile controllo per l'utente. Allora professor, come stanno andando questi esami un po' particolari del 2020? Beh, l'ha detto lei, particolari, anzi io aggiungerei qualcosa di più, surreale, un po' la situazione che stiamo vivendo, anche se meno rispetto alle aspettative. Mercoledì sono cominciati i colloqui, le commissioni d'esame stanno lavorando regolarmente, ogni giorno una ventina di nostri studenti viene esaminata e certo li vede, attendono ordinatamente, diligentemente all'esterno, attendono il loro turno, quando entrano viene misurata la temperatura corporea, se vogliono si danno i guanti, la mascherina è obbligatoria, ecco questo intendo dire per surreale, una situazione che non abbiamo mai visto in precedenza, ma comunque insomma mi sento di dire che i lavori stanno procedendo regolarmente, sono
già usciti anche i primi quadri e insomma i risultati sono favorevoli, ecco, alla scuola. Molto, molto particolare. Il semplice fatto che siamo con le mascherine, con le distanze, rende il tutto abbastanza particolare. I ragazzi sostengono solo un colloquio orale e già questo rende diversa la maturità rispetto agli altri anni. Comunque per il momento le cose stanno andando bene. Ma guardi, io sono qua che li vedo la mattina quando arrivano, sono tutti agitati come gli altri anni, come si vedeva durante l'esame di Stato. Quando escono fanno festa e saltano, vuol dire che stanno recependo una forma di normalità, anche se dopo i colleghi mi dicono che insomma, la tensione si sente e anche i risultati si sente che hanno vissuto un momento molto particolare. Confermo, giustamente, è un'esperienza nuova anche per noi che purtroppo ci dobbiamo vivere, dobbiamo cercare di interpretare al meglio onde evitare situazioni critiche, diciamo. Guardate, la didattica a distanza che è durata 3 mesi abbondanti, 3 mesi e mezzo, è stata da una parte un'agonia, nel senso che ragazzi, io insegno educazione fisica, per cui avere ragazzi che al di là dello schermo dovevano insomma cercare di seguirmi con le attività motorie che proponevo, attività esclusivamente individuali, è stato difficile ma al tempo stesso anche gratificante perché ce l'hanno messa tutta. È andato nel senso che è finito, però è stato un anno indubbiamente molto strano, nel senso che nessuno di noi a febbraio pensava che non avrebbe più rimesso piede a scuola. C'è stata una prima fase traumatica per tutti, anche perché non c'era nessuna certezza. All'inizio ci dicevano state fermi 3 giorni, dopo un'altra settimana, dopo altre 2 settimane e soltanto verso Pasqua abbiamo cominciato a capire che non si sarebbe più rientrati. Perché i ragazzi, forse per il problema legato al lockdown, al momento della didattica a distanza, hanno approfondito quello che gli abbiamo dato come argomento, ma poi si sono anche mossi molto bene anche col resto del colloquio, veramente bene, io sono soddisfatto.